Salve Andrea, salve Luigi, eccoci qua per la quarta ed ultima parte dell'unboxing di questo pacco. Siamo arrivati alla fine, all'epilogo, così il pacco di cartone può essere buttato, mentre i dischi li sto mettendo tutti quanti da parte perché andranno archiviati quelli che abbiamo già visto. Ok, eccoci qua, domenica mattina, sono le 12:15, mezzogiorno e un quarto. Qui a Roma è una stupenda giornata. Io oltre ai pandori ho pure l'albero di Natale, stavo pensando di farlo, di addobbarlo con le palline. No? Va bene. Diciamo meno stupidaggini e operiamo di più. Ok, passo come sempre il cellulare a mia moglie, sempre inquadrando, che adesso mi inquadrerà a me. Mi sono messo una magliettina così al volo, siamo stati pure a messa oggi, spostiamo il pad con la musica, apriamo e prendiamo l'ultimo pacco di dischi che sono qui dentro. Vi ricordo che a settembre sto lavorando a una novità, vedremo che riusciremo a fare. Contemporaneamente sto portando avanti il progetto della Reni Caverna. Mamma mia, oggi sono parecchi. No, vabbè, sono più o meno come l'altra volta. Ok, questi sono i dischi e questo è il pacco vuoto finalmente. Come vedete era fatto benissimo perché c'era polistirolo da tutte le parti, i dischi messi orizzontale non per verticale, quindi voglio dire, e questo è il pacco di dischi che andremo a vedere oggi. Allora, siamo arrivati all'epilogo, alla fine. Iniziamo subito con Catra, Come With Me. C'è un Catra Vocal Mix, Paul Van Dyk Remix, Catra Pure Mix, Dance Factory all'etichetta. Tanto senza che fai avanti e indietro, tanto lo faccio vedere, ma chi è dell'ambiente i simboli li conosce tutti. Quindi su Dance Factory addirittura 0181 come numero di telefono, quindi era di importazione sicuramente. Eccolo qua. E questo è del 97, 1997, Catra. Ricky Martin, Maria Remix, Spanglish Radio Edit, Spanish Radio Edit, Spanglish Extended, come ragione, Spanish Extended, Spanglish Dub e poi c'è Perk A Pella Remix. no, chiudi la finestra che c'è il grigio. Chiudiamo perché qui abbiamo talmente tanti gatti ultimamente e vogliono tutti entrare dentro casa. Adesso metterò un gancetto con del biadesivo in modo che possiamo chiudere la finestra anche da fuori, in modo che non mi entrano i gatti. Ok, e questo è Ricky Martin Maria Remix, quindi sono i remix Ricky Martin. Eccolo qua. Peccato di questo, ragazzi. Mettiamolo qua. Oh, questo già ce l'ho ovviamente, però avere un'altra copia mi fa sempre piacere. Grande Robert Miles Fable, tra l'altro questa è un'altra edizione perché io non ce l'ho così. DBX Records ovviamente. Questo è uscito dopo Children, Fable, bellissimo brano di Robert Miles. Dovunque si trova ci starà seguendo sicuramente. Grande Robert Miles con Fable. Ovviamente qua c'è la Message version, Psycho version, Dream version e Wake Up. Io questo lo metterei da parte perché la sentirei, almeno una versione di questa qui dopo la sentiamo. Teniamolo da parte. Fable. Hasta la vista, baby.
Oh, un disco degli Aqua. Questo mi fa piacere averlo. Questo è Lollipop. I'm a Candyman degli Aqua su MCA Records del 1997. Piano piano li sto mettendo un po' tutti quanti insieme questi. Mi manca però Barbie Girl, ma costa ancora parecchio. Se lo dovessi trovare magari a qualche mercatino a un prezzo più accettabile, magari pure Barbie Girl lo prendo. Ecco, gli è venuto addosso a Margherita. Dice che vuoi, grigio? Ma che si fa così? Miau miau. Miau miau, miau miau. Miau miau, allora. Miau. Ma di chi è sto gatto? È famoso, lo mettiamo qua, lo sentiamo buono. dopo. Buono, te lo levo? Te lo No, levo? no. No? Basta che si trova una posizione, non mi dà fastidio. Coccolone. È Coccolone, questo gatto grigio che abbiamo conosciuto da Forse è poco. perso. Eh? Forse è perso sto gatto. Può darsi che si è perso, perché lo vedo come se fosse un gatto di casa, mentre gli altri che stanno qui, per avvicinarli quasi neanche col cibo li avvicini. Aspettate che abbasso un po' il volume, che ci deve fare da compagno, ma non... Te sarai perso tu, eh? Se qualcuno ha perso questo gatto, Ecco, qualcuno, facciamo un appello, Morena, Roma. miau. Meo, meo. Allora andiamo avanti. King Africa salta e la bomba. King Africa, cioè salta 2000 version. Vado a pensare che quindi questo sarà del 2000. C'è la bomba mix by Stefano Secchi. Vediamo se c'è una data sul vinile direttamente. Non mi pare che qui si mettono date. Oltrate Maxea Protected. Ah, Made in Italy 2001. 2001. Però non mi fa la pasta che mi fa male. Ok? Allora, ci sono due versioni al lato A di bomba, due versioni al lato B di salta e un'altra versione, l'original edit version di la bomba. Va bene, e questo è King Africa. King Africa. Andiamo avanti. Glissando Try. E qui abbiamo solo tre versioni di questo disco. Qui c'è la Club Access 6 minuti e 20, Clinic Access 5 minuti e 20 e Radio Access 3,50. Glissando Try. Tutta colorata la copertina. Il vinile pure dentro sta molto bene. Eccoci qua, c'è il simbolo della casa discografica sempre. E questo è del 96, 1996. Ok, andiamo avanti. Grid, Swamp Thing. Questo è del 94. Eccolo qua. Addirittura qui c'è Sporting Club, Claudio, Marco EC, Piazza Milano 7, 22060, campione d'Italia, Co, 22060. C'è pure il codice fiscale, qui c'è un timbro, non so se riesce a metterlo a fuoco, non penso. No, vabbè, comunque c'è un timbro che c'è scritto Sporting Club SAS, Varese Como. CCD. Opla. La copertina è un po' da sistemare, ma io le sistemo queste copertine pure con un minimo di colla. CCD Varese Como. Andiamo avanti, quello era Grid, Swamp Thing. Oh, Limited Edition, bella questa. Qua ci stanno gli 883, dimmi perk. Mi sono scordati la E accentata perché si vede che il ponte non ce l'aveva. Limited Edition. Poi c'è il binario Riccione Casa Nostra. E di qua c'è Jalex Dante
Everybody on the Floor, ecco, limited edition del 1996, non si mette a fuoco, sì. Di qua è una, lasciamolo stare un attimino, gira a 45 giri, giriamo, vediamo se mette a fuoco pure di qua. Flying News, dance, 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 dance. Dimmi perché, tra l'altro non è un remix, dimmi perché, è la versione originale, l'album version, ok? DJ Balloon, where is my balloon? Where is? Where is? Where? Where is? Balloon, 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 teniamolo fermo, sennò viene un mare. Ok, DJ Balloon, where is my balloon? Censuriamo. Oh, S-Express. Chiudi la porta. Tema from S-Express. Troppo così è un po' complicato, ma basta direzionare l'animale verso altri lidi. E no, oh, non tira fuori le unghie, Tappa la pasta. Oh, Tappa la pasta. ma che vuol dire? Io. È male, Aspettate, scusate. Ma la pasta come si deve prendere il latte dalla mamma? Ho capito, ma non è questo il modo, né il momento, né niente. Oh. Sta buono grigio, anzi ora chiamo nega perché se vuole apposi. Questo è nega. Allora, Them from S-Express, Herbal Tea Casuality Mix, poi c'è The Trip, Microdot House Mix, e poi c'è Them from S-Express, la versione normale. Questo è dell'88, andiamo negli anni 80, infatti questo è Express, bello questo. Tra l'altro questo voglio sentire proprio la versione normale, la metto qua, così queste qua le sentiamo. Andiamo avanti, Digital Beat di Digital Boy su Flying Records, questo è del 1994, eccoci qua, Digital Beat, 45 giri, Digital Beat Extended Beat, eccoci qua. E questo è il lato B, Digital Boy. Bello, bellissimo pure questo disco qua, molto bello, me lo ricordo. Andiamo avanti. Dumond, Good Music, God Music, God, Original Mix, Cosmic Gate Mix e Intro Original Mix. Qui siamo nel 2002, DMD, Dumond, qui com'è? Così, esatto, DMD Record, e siamo nel 2002 qua, God Music, Dumond, lato B. Questo già si parlava di prezzi in euro, costava 10,40 € questo mix. Infatti erano aumentati vertiginosamente i dischi mix, perché un disco mix 10 € erano 20.000 lire, ma io vabbè che li compravo fino al 95, 94, 95, erano passati 5 anni più o meno. Questo che abbiamo detto, perché anno era? 2002, quindi diciamo 7 anni dopo sono raddoppiati i prezzi dei mix, possibile. Cioè io quelli di importazione li pagavo 14.000 lire, se no tra i 9 e le 12, massimo 12.000 lire le pagavo. Quindi, cioè veramente, vedendo il prezzo in euro. Allora, questo è Sunreal, You Take My Breath Away,
remix by DJ Tiesto e Lange. No, questo non me lo ricordo, quindi dovrebbe essere pure questo. Infatti 2000, P2000. Questo sarebbe da sentire perché questo è Take My Breath. Ah, You Take My Breath Away. Quindi non c'è niente a che vedere con la colonna sonora di Top Gun. Vabbè, poi lo sentirò io da solo. Vabbè. Andiamo avanti. Allora, No Man's Land. Radio video single, extended version, Beams dub mix e Beams club mix. Questo pure non mi ricordo, questo è del 96. Ok, No Man's Land, 7 Seconds. E questo dovrebbe essere, questo lo voglio sentire pure questo, perché dovrebbe essere remix di 7 Seconds. Quindi vediamo poi che roba è. Allora, Extravaganza Recordings, questo è Agnelli e Nelson e il Nigno. Agnelli e Nelson e il Nigno. C'è un Matt Derey remix e poi c'è un original version. Ok, Agnelli e Nelson e il Nigno su Extravaganza Recordings, quello con l'occhio. Ok, questo è Africa Club Mix, Africa Freak Version e Bonus Boeing, African Project. Ok, African Project on Africa. Poi Karnak Over Black Moon, White Rain. Allora, Tribal United Kingdom presents Karnak. Di sedere no, Black Moon. Avvocato, dica. Ingegnere. Oh, peggio mi sento, scendere. Oh. Siamo invasi dai gatti. White Rain, pioggia bianca, e Black Moon, luna nera. Karnak. Eccoci qua. E questo è un disco blu. Oh. Disco blu. E poi c'è Love in Tears. Come si chiama? Disco blu, tutto blu. Disco blu. 5 minuti e 30. Tra l'altro anche trasparente. Disco blu, vedete la mia mano. Disco blu, mix. Disco blu, Love in Tears. Disco blu. Lacrime d'amore. Già. Night Records, questa era un'ottima etichetta di underground. E qua c'è Diva Surprise featuring Georgia Jones, On the Top of the World, original mix, aerobic mix. E basta, perché sono due versioni, una al lato A e una al lato B. Adesso a far vedere l'etichetta del Night Records. Diva Surprise. Eccoci qua. 1998. Ok. Oh, e qui ce n'è un'altra che tra l'altro ho conosciuto tramite, la prima volta mi pare proprio tramite DJ Stress. Art of Love, Se ti sale, Extended Sale Grosso Remix, Extended Pepe Mix e poi Radio Pepe, sempre Night Records, la stessa di prima. Tiruti.
Aspetta, Risparmio energetico. risparmio energetico. Occorre correre ai ripari prima che si spegne tutto. Battery bank. Attacchiamo. Allora, scusate, attacchiamo. Batteria in esaurimento. Mutande esauriti, no? Chissà se questo sta alimentando, boh. Se si spegne tutto ci vediamo la prossima volta, però vabbè. Allora, Art of Love se ti sale, penso che dovrebbe caricare, sì, quello si è acceso, quindi. Art of Love se ti sale, questo è il lato B. Art of Love, Art of Love. Graffio. Questo pure mi mancava, l'ho conosciuto, Art of Love proprio a loro li ho conosciuti tramite Giovanni. 1999, Art of Love se ti sale. Tutti belli i dischi fino adesso, guarda, veramente. Extravaganza Recordings, quindi sempre quello con l'occhio. Questa volta è Chican Saltwater. Eccoci qua, Extravaganza Saltwater Chican Extravaganza Recording. Non so se c'è ancora qualcuno connesso, quindi, sì, qualcuno sta vedendo. L'ultimo, Hathaway, mo ce n'ho parecchie di Hathaway, mi pare che io ce ne avevo 2 o 3 soltanto di Hathaway, mo ne abbiamo messe da parte proprio parecchie. Non dico a livello di farci una serata completa, ma poco ci manca perché adesso ce n'ho veramente tante. E questo è Rock My Heart di Hathaway, me la ricordo, questo era un bel pezzo del 94, sì. Questo non l'ho preso e non mi ricordo perché, forse stavano uscendo talmente tanti successi e talmente tante cose che qualcosa bisognava scattare e quindi questa non la comprai come singolo, e quindi mi fa piacere adesso averlo preso, averlo beccato. Del 94, Rock My Heart di Hathaway, c'è 2 versioni al lato A, 2 versioni al lato B, Extended Mix e Radio Mix. Al lato B c'è Celebration Mix, Trimen Delgado Club Mix. Trimen Delgado Club Mix. 1994 Hathaway. What is Love? Allora, dammi con tutta la batteria. Allora, sì, era l'ultimo. E adesso ci andiamo a sentire questi qua. Sì. Allora, ci andiamo a sentire un paio di versioni, Chiunque c'è collegato. Tu stai qua, riposati un altro po'. Allora, mi inquadro da solo. Scusate. Allora, stiamo entrando dentro casa. Oh, qui c'è un casino perché sto, come sapete, sto mettendo a posto la Renicaverna. E infatti qui c'è un bordello di scatole, scatolette, la mia postazione completamente smontata, come sapete. Ecco, quelli sono i 1200, ho scatole, tutto pronto per... Qui c'è imballato il mio regalo di compleanno, un'altra volta imballato, tutti i dischi piano piano. Questi mi aspetterà un bel lavoro giù nella Renicaverna perché questi vanno tutti archiviati, tutti messi, sì, numerati. Questi sono quelli che ho preso che stavano giù buttati, cioè buttati, appoggiati per terra perché sono quelli che utilizzavo nella saletta. C'ho un sacco di dischi dei Pink Project qui, se vedete, Pink Project da tutte le parti, ecco. Pink Project, vabbè, poi c'è sta pure un po' di altra roba. Vedi? Sì, c'è un po' di tutto qua, era tutto un po' mischiato. Vedete? Io veramente ho dischi ovunque, come Marto Aida, come un po' tutti noi che abbiamo fatto i DJ in quegli anni. Qui c'era veramente un po' di tutto perché li usavo in saletta, quando mi chiedevano di mettere un po' di musica mettevo musica di tutti i generi
ci mancano pure qua, ecco, c'è pure una Dance Parade. Sì, mettevo pure le compilation, Grease. Vabbè. Addirittura Rondò veneziano. E poi li state vedendo al contrario perché io ce l'ho nel verso in cui si aprono. Ecco. Qui c'erano proprio di tutti i tipi, ecco. Che ne so. Questo è Antonello Venditti. Questo. Qui c'è Donna Summer. Donna Summer. Donna Summer. Vabbè. Un altro di Antonello Venditti. Ah, questo non si vede niente, vabbè. Venditti e segreti. Questo c'è ancora la copertina originale. Questo mi si è un po' rotta la copertina, troppe copertine c'ho da recuperare. Io canto, Riccardo Cocciante, e io canto. Vabbè, praticamente c'è un sacco di roba, addirittura Teresa Resio, africana. Vabbè, qui c'è un po' di tutto, ma veramente un po' di tutto. Diana Ross. Come vedete io ho musica di tutti i generi, di tutti i tipi, e quindi cerco un po' di accontentare un po' tutti. Questo è l'unico giradischi attualmente disponibile sui tanti che ho, perché giù c'erano altri due normali giradischi da stereo, però. Allora, Good Music, ci sentiamo una versione di Fable, Dream Version, va, quella che ci fa sognare. Allora, A, B, A1, A2, B1 dovrebbe essere questa. Ok, siamo sempre qui apriamo. Sto ovviamente sempre con una mano sola. Ok, questo è il rischio di blocco, ma andiamola un po' più veloce. State sentendo Fable di Robert Miles.
Stavamo a più 6, siamo passati a più 12. Vediamo se ci bloccano lo stesso. Va bene, questa l'abbiamo sentita, la conoscete un po' tutti quanti. Bellissimo brano di Robert Miles. Allora, e qui ci sentiamo prima questa qui. Ok. Razor and Go Liquid Mix. Bah, io direi di andare con questa. Side 2 Lollipop. Io direi pure di andare a 45, no, 33, perché questo mi pare, quanto dura? 12 minuti. Ma sentiamo un po' che roba è. Forse era 33 giri. Sembra troppo veloce. Ciao Michele. Vabbè, lasciamo stare sta versione e sentiamoci l'altra, perché Extended Original Mix.
Già è meglio questo. Oh my oh, you my. Candyman, Candyman. Ciao Giulio. Vabbè, questo è il pezzo del cambio, la conoscete tutti, poi finisce. C'è un altro pezzettino, poi finisce. L'ho levata perché volevo sentire questa. Ok. E volevo sentire la versione originale di questa. Express.
Allora. Ciao Davide, ho Tersine Radio Version, vabbè quella dura troppo, vabbè la 2 di questa qua vediamo come l'hanno fatta, va, 45 rpm, che dice 45 rpm, infatti era 33 giri, 45 rpm. Bella questa, proprio bella bella. Per finiti questi i dischi abbiamo da sballare quelli di vinili Caria. Allora c'ho un pacco enorme di vinili Caria, aspettate che peggio mi sento, non c'è luce. Allora questo è il pacco di vinili Caria, quello grande. Lì dietro ce n'è un altro e c'è un altro pacchetto piccolo, quindi sono ancora 3 pacchi da sballare qua. 3 pacchi.
quello grande di Fabio Venilicaria è stato preso veramente ad occhi chiusi, me l'ha imballato lui, l'ha scelti lui i dischi, ci siamo messi d'accordo sul prezzo e lui ha scelto i dischi. Vedremo che cosa ci avrà messo dentro, quello è veramente a sorpresa, senza lista, senza niente. Ciao Fabio, il prossimo è uno dei tuoi due pacchi, stavo parlando proprio di te, Fabio Venilicaria. Ho fatto vedere, ecco, questo è il pacco, quello grande, Vendo Musica Store, eccolo lì, ok, questo è quello grande, dietro c'è quello piccolo e ce n'è anche un altro poi che ho preso in seguito da un altro venditore disco GS, e quello è un altro. Praticamente ho 3 pacchi da aprire, quello di Fabio che mi ha riempito lui, ci siamo messi d'accordo come dicevo sul prezzo, e quelli li ha scelti proprio lui, vedremo, lì ci vorranno 10 puntate per farlo, 10 unboxing. Vabbè, invece di vedere il Grande Fratello, l'Isola Misteriosa, Appuntamento su Marte, magari mi vedrete a me che sballo i dischi. D'altronde uno qualcosa deve vedere, scegliete me, sto a posto. Ciao Stefano, come va? Tutto bene? Questo è No Man's Land 7 Seconds, bellissimo proprio questo brano, proprio bello bello bello. Ok, finito questo brano ci salutiamo, È l'1:05 di questa domenica. Vi ricordo di seguirmi sui miei canali Mixcloud, www.mixcloud.com/Renato De Vita. Seguitemi su Facebook, sul mio gruppo Reni J puntato, su Renato De Vita, sono quello con la C di Commodore, il simbolo storico della casa che faceva computer Commodore 64 e Amiga negli anni 80 e 90. Sono Renato De Vita con la C di Commodore. Continuate a seguirmi su questi canali. Presto ci saranno anche delle novità, spero a settembre di partire con una cosa nuova. Vedremo che faremo. Un saluto a tutti, il disco è praticamente quasi finito, la puntina si è quasi completamente sporcata di polvere e quindi eccoci qua. Un saluto a tutti, buona domenica, buon pomeriggio, qui da Reni J è tutto, arrivederci a tutti.